Il Duomo di San Michele Arcangelo si trova a Candiana in provincia di Padova. All'esterno la chiesa presenta un aspetto maestoso, e al suo interno è ricca di decorazioni, sculture e dipinti di pregio. La prima citazione di una chiesa a Candiana, alla quale era annesso un monastero, risale al 1097. Alla fine del 1400 iniziarono i lavori di rifacimento della chiesa, voluti dal vescovo Barozzi ed eseguiti su disegno di Lorenzo da Bologna. Nella prima metà del XVIII secolo, fu rinnovata la facciata della chiesa, mentre l'ultimo intervento conservativo risale al 2022 nel quale è stato restaurato il campanile. Il Duomo al suo interno presenta una sola navata, lungo le pareti spiccano 15 statue di dimensioni importanti del Bonazza. La parte superiore della chiesa è interamente affrescata. La decorazione del soffitto, opera del veneziano Michelangelo Morleiter, rappresenta scene con temi biblici e allegorie della salvezza. Nel presbiterio è collocato l'altare maggiore risalente al XVII secolo e sono conservate diverse opere tra cui la cassa d'organo, la statua di San Bartolomeo e la pala raffigurante San Michele Arcangelo mentre sconfigge Lucifero.